Siamo agli Stati Olimpici, il bilancio, le sfide e i successi dei servizi medici a Milano Cortina 2026. Presso l'Alexander Girardi Hall di Cortina d'Ampezzo, il convegno ha riunito le autorità del territorio, il comitato organizzatore e i professionisti che hanno operato per tracciare il bilancio di una macchina organizzativa imponente che ha ricevuto il plauso ufficiale del CIO. Il sistema sanitario che è stato messo in piedi per l'evento olimpico e paraolimpico ha risposto in maniera egregia, in maniera assoluta, anche perché è stato un sistema sanitario che ha risposto anche come doveva essere alle esigenze del resto della comunità bellunese in particolare. Quindi un sistema sanitario che ha dato la risposta sia alla fase olimpica, agli atleti, alla famiglia olimpica, alla workforce, ma anche a tutta la comunità bellunese che in quel periodo appunto continuava a svolgere la propria attività, la propria presenza nel territorio. I dati presentati dal commissario dell'azienda ULS 1 Dolomiti fotografano lo sforzo del Servizio Sanitario Regionale del Veneto, che ha garantito un sistema a doppio binario, cure di eccellenza per gli atleti senza alcuna riduzione dell'assistenza per i residenti. Il team sanitario olimpico ha visto in campo oltre 1.100 professionisti e 900 volontari, con oltre 62.000 ore di servizio complessive nel periodo olimpico e paralimpico. Gli accessi e gli interventi sono stati complessivamente 1.080. Policlinico olimpico e ospedali, 223 accessi al pronto soccorso di Cortina e 16 a Belluno, con 8 ricoveri a Belluno e 3 a Treviso. Villaggio olimpico, l'ambulatorio medico ha gestito 396 accessi, la farmacia olimpica 239 accessi e l'ambulatorio odontoiatrico 81 accessi. SUEM, 109 interventi complessivi sulle piste e nelle venue, con encomio del CIO per la rapidità dei soccorsi durante le gare di discesa libera. La sanità è stato un punto di forza delle Olimpiadi. C'è riconosciuto a livello internazionale da parte delle federazioni internazionali sia dal punto di vista della prevenzione sia dal punto di vista delle attività sanitarie per gli atleti, per la famiglia olimpica e per i turisti. Complimenti, avete centrato l'obiettivo perché oltre alle Olimpiadi avete creato una legacy per il futuro per il territorio.